la nomina di Mario Monti come senatore a vita. Ma vediamo a che punto è la situazione. Lo facciamo con il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, lei che ha notizie di prima mano, è proprio fatta? Sarà Mario Monti il capo del nuovo governo? Io ho notizie di ultima mano, perché mica me lo chiedono a me. Io rappresento il responsabile dell'unico partito non chiamato neanche dal Colle, quindi puoi immaginare cosa ne posso sapere io. Io so soltanto una cosa, che in democrazia si vara un programma, lo si propone agli elettori, se vinci vai a governare, se fallisci la parola agli elettori. Tutto il resto è parole nobili per comportamenti ignobili. Questo vuol dire in sostanza che nonostante gli appelli che le vengono rivolti anche da sinistra, lei non sosterrà un governo tecnico guidato da Monti o da altri? Io non lo sosterrò alla stessa maniera in cui non ho sostenuto il governo Berlusconi, perché sarebbe un governo sostenuto dalla maggioranza, anche dalla maggioranza berlusconiana. Dopodiché, così come è successo durante il governo Berlusconi, che mi è capitato in qualche occasione, per esempio sulla legge del federalismo, lei mi può essere testimone, che ho votato a favore, nel caso questo governo dovesse fare durante la legislatura un provvedimento che può servire agli interessi del Paese e che comunque possa essere identico a quel che è il programma dell'Italia dei Valori, potrò votare il singolo provvedimento, ma alla fiducia voterò no e al governo non ci andrò. Ma cosa non la convince? In una situazione del genere andare alle urne non sarebbe un rischio? Ci vorrebbero 2 mesi e mezzo, la situazione finanziaria non può aspettare. Ma io credo che l'idea stessa che abbiamo chiuso con il governo Berlusconi e che quindi si apre un altro capitolo, questa idea stessa, precisa e netta, possa dare una maggiore credibilità alle nostre istituzioni. Credo inoltre che, così come è successo in Spagna o in Grecia, non è che andando alle elezioni succede il patatrac, anzi succede chiarezza. Noi abbiamo un dovere verso l'Unione Europea e verso i mercati, abbiamo un dovere, quello di far quadrare i nostri conti e di non andare in fallimento. Il come farli quadrare i nostri conti lo dobbiamo decidere noi, anzi lo devono decidere i cittadini, e allora ci vuole un governo politico che propone come far quadrare i conti, dove prenderli questa volta e non sempre dalle tasche dei soliti italiani morti di fame, cornuti e mazziati come si sta facendo finora, e dopodiché se la fiducia degli italiani si ottiene, si fanno quei provvedimenti, ma questi provvedimenti che si fanno diciamo, chiamati con un governo tecnico, ma con una maggioranza in cui si è messo insieme sia chi la pensa in un modo sia chi la pensa in un altro, a me pare semplicemente un inciucio che nasconde la vera verità, e cioè che alle elezioni non ci vogliono andare i parlamentari che stanno in Parlamento, perché con questa legge elettorale, che noi con il referendum abbiamo voluto cambiare, con questa legge elettorale hanno molte concrete possibilità di non essere rieletti. Il governo dovrebbe essere sostenuto, questo governo tecnico, dal PD e dal PDL e dal terzo polo, ma secondo lei riusciranno a trovare dei punti in comune? Riusciranno ad andare d'accordo, insomma? Voglio vederlo nel merito. Fino a ieri, io ieri sera ho partecipato a una trasmissione a porta e c'era anche lei. Lei ha visto, credo, come me, e può essere testimone come me, che dobbiamo mettere insieme sullo stesso scranno Bindi e La Russa a discutere di uno stesso programma, perché questa idea del governo tecnico è una parola che serve soltanto per confondere le idee. In democrazia e nella nostra Costituzione è previsto che qualsiasi governo, qualsiasi provvedimento deve essere approvato in Parlamento dalla maggioranza dei parlamentari, quindi ci deve essere un consenso parlamentare. Nel momento in cui il governo ha un consenso parlamentare che gli dà la fiducia, è un governo politico, di tecnico c'è molto poco, altrimenti non dovrebbero esserci neanche diciamo così, alcun parlamentare che fa parte di questo governo. Insomma, un governo che non risponde al Parlamento. No, non è vero, non è giusto, sarebbe antidemocratico. È un Parlamento in cui maggioranza e opposizione che si mettono insieme, e voglio dire, lei ce lo vede, me e Berlusconi che ci prendiamo per mano e votiamo lo stesso provvedimento, abbia pazienza. Ma la spaventa l'idea di tutti i tecnici, perché di questo si tratterebbe, che decidono sulle pensioni, sulla patrimoniale, sul mercato del lavoro, sugli statali e sullo stipendio?
Ma io che tutti questi tecnici non ci credo se non vedo, perché poi ci fanno passare per tecnico anche Giuliano Amato, che è stato il consigliere di Craxi sin dai tempi in cui hanno fatto la porcata delle gestioni televisive e poi. C'è questa idea che si ammanta di tecnicismo, realtà che hanno invece un loro progetto politico. Anche qui, in questo caso, questo governo che si paventa è un governo che poi in realtà risponde più al sistema bancario o al sistema finanziario, addirittura potrebbe rispondere più al sistema delle speculazioni finanziarie che non a quelle di tutti i cittadini italiani. I cittadini italiani non sono fatti solo dalle banche. Lei vada a vedere oggi stesso, stamattina, legga il suo giornale e troverà che, anche il suo, ma tutti i giornali, troverà per esempio che Banca Intesa, nel mentre mette i licenziamenti di 5.000 persone, nel mentre si lamenta che tutto il mondo che il sistema bancario italiano starebbe crollando, hanno dato dei dividendi ai soci per credo 1,5 miliardi, credo 700-800 milioni per ogni amministratore. Quindi in una situazione di questo genere bisogna distinguere fra quel che si racconta, anche grazie a un'informazione che ormai è in mano anch'essa al sistema finanziario, e quel che è la realtà. Io l'Italia dei Valori l'ho fatto per difendere le fasce sociali più deboli e per rilanciare la legalità nella politica. Voglio mantenere questo impegno con quella parte dell'elettorato che intende avere qualcuno che li difende e che non venga usato come carne da macello per far quadrare i conti, perché è troppo facile dire ora bisogna far quadrare i conti e qui li prendiamo coglio. Certo. Questa è una situazione che non lo posso accettare, quindi io personalmente sono dell'idea, come partito politico dell'Italia dei Valori, noi dell'Italia dei Valori siamo dell'idea di dire no a scatola chiusa a questo governo tecnico, di non votare la fiducia, di stare fuori dal governo. Se per caso dovesse succedere che ha fatto un provvedimento sul federalismo, per esempio, Certo. oppure quando il governo Berlusconi doveva fare la eliminazione delle province, una battaglia che anche lei mi pare abbia portato avanti, dopodiché era previsto nel programma del centrodestra, nel programma del centrosinistra. E nessuno l'ha fatto. Ha approvato un disegno di legge di iniziativa popolare con 400.000 firme, hanno nascosto nel cassetto. Quindi se Monti dovesse portare l'eliminazione delle province, io lo voterò. Di Pietro, mi dà una risposta telegrafica perché abbiamo davvero pochi istanti, ma se il PD appoggerà questo governo, è finita l'alleanza tra lei e il Partito Democratico per le prossime elezioni? No, io credo che il PD, dopo 1 mese, 2 mesi che avrà appoggiato questo governo, il PDL dall'altra, entrambi si accorgeranno che non possono stare insieme perché 2 maschi dentro una camera da letto non hanno figli e si dovrà creare una coalizione bipolare e noi rilanceremo nella coalizione bipolare un patto, il patto di Vassar, che ha un programma e lo chiede agli italiani.